Prorogati di altri 5 anni i contratti di diritto privato per i 26 contrattisti in servizio al Comune di Agrigento. I fondi stanziati dalla Regione Sicilia sono stati inseriti nel bilancio regionale che dovrà essere approvato assieme alla legge finanziaria entro il prossimo 30 aprile. La Regione dunque ha accolto la richiesta di finanziamento avanzata nel gennaio scorso dall'amministrazione comunale a favore dei 26 precari il cui contratto di assunzione a tempo determinato scade proprio a fine mese. Un fatto positivo se si tiene conto che proprio in questo momento sono a rischio in Sicilia ben 22.000 posti di lavoro di altrettanti precari negli enti locali. Possono così tirare un sospiro di sollievo i 26 lavoratori precari del Comune di Agrigento, che adesso potranno trascorrere una serena Pasqua con le loro famiglie, certi che il loro posto di lavoro e la sicurezza economica sarà ancora garantita per un altro quinquennio. Il sindaco Marco Zambuto, soddisfatto per il traguardo raggiunto, fa presente che non appena il bilancio regionale verrà approvato, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro procederà all'emissione del titolo di pagamento nei confronti dei lavoratori precari. L'augurio di tutti noi, conclude il sindaco, è che la politica voglia e possa mettere al primo punto del suo impegno istituzionale la risoluzione definitiva del problema occupazionale di tanti lavoratori precari, non soltanto di Agrigento ma dell'intero territorio siciliano.